le persone sono state poche, però lo hanno fatto, cioè telefonando dicendo che è successo, perché non sei andato in onda. Semplicemente mercoledì scorso, che era il 1° maggio, ci siamo presi un giorno di vacanza, di sosta, poi era la festa dei lavoratori, insomma dovevamo anche riposarci un po', però il fatto di non vederci in diretta il mercoledì allora ha suscitato anche l'interesse, e da qui le telefonate. Mi volete bene, lo so, di questo vi ringrazio, e ancora per questo siamo qua dopo circa 10 anni di trasmissione, per cercare di proporvi e di amplificare, grazie al mezzo televisivo, quelle piccole e grandi realtà che nel nostro territorio operano, nel nostro territorio lavorano, e che è giusto che abbiano una risonanza per quello che è il loro lavoro, per quello che è il loro sforzo, il loro essere volontari, il loro essere politici, imprenditori, insomma tutte quelle cose che ormai Target vi propone e che riusciamo a trasmettervi in tutta la Sicilia, l'LCN 92 del digitale terrestre, anche in parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente nello streaming sul sito www.televideoagrigento.tv negli stessi orari, per poterlo amplificare come è giusto che sia anche in tutto il mondo. E poi c'è anche un link dedicato all'interno della nostra pagina dove potete andare a vedere anche le puntate precedenti, oltre naturalmente al grande archivio di YouTube dove Target è presente. Anche per questa settimana, la prima di maggio, un maggio un po' anomalo, insomma, proprio abbiamo avuto vento e anche temperature non certo che rispecchiano il periodo climatico, almeno per quello che noi qui in Sicilia siamo stati abituati. Dicevo, anche questa settimana parleremo di importanti iniziative con persone veramente interessanti che voglio subito passare a presentarvi. Iniziamo con Giuseppe Catania, lui è il segretario regionale del SMI, che sarebbe il Sindacato Medici Italiani. Continuiamo con il dottore Di Betta, lui è un volontario, oltre che il direttore scientifico della sezione AIRC di Agrigento. Si continua con Angela Parisi, presidente dell'Associazione Alzheimer di Agrigento, collega giornalista e anche scrittore Salvatore Pezzino. E poi continuiamo con Antonio Palumbo, lui fa parte del comitato referendum dei confini di Favara, Agrigento e Aragona, si è votato proprio domenica scorsa. E per finire con Enzo Abbate, il direttore organizzativo della Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Subito la battuta ci vuole, Antonio, il referendum si è fatto, si aspettava da tanto tempo, è andato positivo, sia perché è valido grazie al meccanismo regionale che abbiamo spiegato più volte, sia perché insomma si pone fine a una situazione di disagio di 800 famiglie, almeno 1200 persone, insomma. Sì, fortunatamente è andato a buon fine, perché c'era lo scoglio del quorum, anche se sì non erano in dubbio, però c'era lo scoglio del quorum. Fortunatamente c'è stato il doppio quorum e quindi abbiamo potuto comunque raggiungere questo risultato. Favara un po' più partigiana, Agrigento meno. Ma sì, anche perché vedi, poi i problemi si sentono soprattutto nella gente quando ha le difficoltà. Quindi Favara, per esempio, con il quartiere di Favara Ovest, oppure Aragona Quattro Strade ad Aragona, i cittadini residenti in questi territori sono quelli che in questi anni hanno subito le maggiori difficoltà, e sono quelli che hanno corso di più, che hanno cercato di invogliare i vicini, gli amici, i conoscenti, le città dove abitano, per avere questo risultato. Quindi non è strano che il risultato migliore si abbia avuto in questa zona. L'importante è che si è fatto questo ulteriore passo. Parliamo di commissioni varie che si riuniscono da più di 30 anni, parliamo di un problema che è vecchissimo, di 40 anni, quando sono iniziate le prime costruzioni in quella zona.
e adesso è un ulteriore passo importante. Dico passo perché non è finita tutta. Certo, parleremo insomma di quello Poi che sarà da qui che sarà il prosieguo, l'iter burocratico amministrativo. E a proposito di successo, Enzo Abate, la Filarmonica insomma ha chiuso, cioè, non so se ha chiuso diciamo, ma comunque al Teatro Pirandello diciamo, forse la stagione sì, ma spero che andrà avanti per l'estate, no? Sicuramente ha chiuso la stagione 2018-2019 con un grande successo, diciamo che al di là di ogni aspettativa, è un teatro gremitissimo in ogni ordine di posto, una standing ovation per ogni brano eseguito, quindi meglio di Devo così. dire che c'erano anche diverse dirette Facebook, Sì, anche se sì, voi avevate detto sì, di sì. spegnere i telefonini, però qualcuno l'ha fatto. Beh vabbè, quello di spegnere i telefonini ormai è diventato un'utopia, quindi i telefonini rimangono sempre accesi, però fortunatamente magari mettono poi il silenziatore e serve a fare poi le riprese, quindi è andato benissimo. Poi un centinaio tra coristi, tra bambini, tra No, orchestrale. erano complessivamente, guarda, ti posso assicurare che erano 155. Addirittura. Sì, perché erano 52 musicisti, più di 40 coristi, i bambini erano circa 56, 58, una cosa del genere. Una bella cosa. Approfondiremo insomma di quello che è stato questa stagione, specificatamente per la Filarmonica, ma anche se adesso c'è la bella stagione, magari qualcosa esterno, ce lo dirai dopo. Ve lo dico dopo, sì. Se avete programmato qualcosa in esterno. Conosciamo anche Salvatore Pezzino, lo conosciamo benissimo, ma è qui per presentarci un lavoro. Soltanto una battuta, la Sicilia non può più aspettare. Che cosa, Salvatore? Non può più aspettare di riprendere un cammino di sviluppo che la faccia uscire da questo stato di emarginazione in cui si trova. Il titolo è preso da una frase conclusiva di un documento dei vescovi siciliani che hanno redatto in occasione delle ultime elezioni regionali e concludono proprio in questo modo: la Sicilia non può più aspettare, e richiamano tutti alla responsabilità di cercare di sostenere un progetto di riscatto di quest'isola, ognuno per la parte di sua competenza. Bene, poi svilupperemo insomma quello che tu hai scritto e come hai articolato questi concetti. Ci spostiamo da questa parte dello studio, il dottore Giuseppe Catania, da poco tempo questa nuova avventura di segretario regionale del Sindacato Medici Italiani. Dottore, è diventato sindacalista? No, sono stato sindacalista da sempre. Prima ero segretario provinciale dello SMI, ora sono segretario regionale, sono stato eletto segretario regionale dello SMI. Il sindacato già abbraccia più di 500 medici in Sicilia, è presente a livello nazionale, in tutte le regioni, quindi anche ad Agrigento avevamo il precedente segretario regionale. Il medico insomma è una categoria molto forte, avete anche voi bisogno del supporto dei sindacati? Cioè, i medici hanno bisogno soprattutto del sindacato e non della politica, cioè, badiamo bene, perché giustamente siamo sacrificati alla politica, perché non è possibile che la politica viene a determinare sulle decisioni dei medici o avere delle cariche a cui bisogna dare. Il medico ha bisogno che sia presente sia a gestire la cosa pubblica dal punto di vista sanitario, perché è il conoscitore proprio di tutto il territorio. Specialmente i medici di famiglia vivono dentro le famiglie, sono vissuti, ora hanno cercato prima di distaccarli e portarli fuori dal territorio. Quando è nata la prima legge del Servizio Sanitario Nazionale, io provengo prima del 78, quando è nata l'833, dove il medico era proprio addentrato dentro le famiglie, conosceva la medicina chiamata personalizzata e di genere. Poi si è spostato in ospedale, dove tutto il riferimento dentro all'ospedale. Mi ricordo i tempi che furono prima della guardia medica, prima di esserci su questa nascita del Servizio Sanitario Nazionale, il medico viveva dentro quasi geneticamente la famiglia, conosceva tutti i componenti della famiglia, uno per uno, dai piccolini agli adulti, e svolgeva diverse funzioni anche specialistiche, la specialistica è nata dopo, si è sviluppata dopo. Quindi c'era una presenza nel territorio costante. Ora si sta cercando di ritornare di nuovo nel territorio, creare le forme
chiamiamo di UCCP, le nuove forme, già è nata la Balduzzi nel 2012, non sono mai decollate in Sicilia, perché la Sicilia blocca continuamente l'attività medica. Il problema è, ecco, l'inserimento. Quando noi parliamo di medici carenti, no, i medici tra l'altro li sforniamo quasi tutti, dico quasi tutti nel sud, provengono dalla Sicilia, molti medici, sono i padri di famiglia sudisti che cercano di incanalare i propri figli, i propri nipoti, eccetera, nella carriera professionistica, professura, medici, ingegneri, eccetera. Poi questi si sono spostati prima al nord, questa è la verità, sono spostati al nord perché al nord subito con la terza media si inizia a lavorare e mettono sotto le proprie grinfie i nostri professionisti. Bene, parleremo anche, dottore, di quelle che sono magari le problematiche. Quello che diceva lui, il problema della Sicilia, che bisogna scuoterla, delle problematiche, insomma, problematiche pesanti che ci sono. Che anche questa categoria vive. Giuseppe Di Betta è medico, lo è, perché insomma medico non è che uno dice me ne vado in pensione che non sono più medico, è sempre medico e sta dedicando un po' del suo tempo, poco assai ce lo dirà lui, come volontario dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro della sezione di Agrigento, di cui è direttore scientifico. Non si finisce mai, non si smette mai di essere medici, dottore? Assolutamente no, è una condizione mentale che non si esaurisce mai, anche quando la fase uno entra in quiescenza, bruttissima parola, e avrebbe voglia invece di continuare a essere in attività. Intanto buonasera ai nostri ascoltatori e grazie a Televideo Agrigento e a tutta la squadra redazionale per l'occasione che ci offre di poter parlare di Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e devo dire che da sempre la vostra redazione non ci ha mai fatto mancare sostegno in tutte le nostre insomma, le nobili cause sono il nostro pane quotidiano, anche perché ormai insomma, è un binomio assodato. AIR che vuol dire Azalea e vuol dire festa della mamma, e chi non ama la mamma, dottore? Certo, domenica prossima, il 12 maggio, la Fondazione Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro si offrirà su tutte le piazze italiane e anche ad Agrigento, poi vedremo quali sono le piazze, questa è la locandina, i nostri amici, Lillo, sì, ecco, i nostri sostenitori potranno venire a incontrarci, quindi verranno offerte delle piantine di azalea in cambio contro una piccola quota associativa, una donazione, per sostenere la ricerca oncologica. La ricerca oncologica è molto costosa ed è una cosa molto importante. Peraltro AIRC garantisce il 40% dei finanziamenti alla ricerca oncologica italiana. La nostra Repubblica ha tante cose da fare, e allora le associazioni cosiddette private, ma private fino a un certo punto, perché stiamo parlando di un'associazione che conta 4.500.000 sostenitori e associati, con un numero di volontari che supera i 20.000. Certo, finanziare la ricerca vuol dire insomma poi eventualmente fruirne anche noi dei benefici, certo. di quello che si riesce a scoprire. E allora i risultati si vedono, perché l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nasce a Milano nel 1965 per iniziativa di due grandissimi personaggi che vale la pena di ricordare, e sono il professore Umberto Veronesi e il professore Giuseppe Della Porta, due grandi scienziati. Il professore Veronesi, noto a tutti, il professore Della Porta, devo dire, grandissimo scienziato che dirigeva un laboratorio di ricerca al Bethesda Cancer Center, e è ritornato nel 1965 dagli Stati Uniti, dove non gli mancavano le soddisfazioni, in Italia per poter sostenere questo insieme a
personaggi comuni, insieme a imprenditori, insieme a tante componenti della società civile, creare questa associazione. E con, devo dire, il consenso di grandissime persone, oltre che naturalmente al sostegno della base, ovvero i cittadini che danno il proprio contributo. Posso Magari dare poi pochissimi numeri? In tutti questi anni abbiamo tempo di sì, era solo così per un primo giro iniziale per presentare i nostri ospiti. Anche Angela Parisi fa parte di una bella e grande famiglia, è quella dell'associazione Alzheimer di Agrigento, anche in questo caso il volontario in prima persona. Angela. Sì, e questa volta vi voglio parlare di un'iniziativa che l'associazione Alzheimer di Agrigento sta portando avanti in rete con altre 4 associazioni del territorio con una quindi iniziativa finanziata da Fondazione Con il Sud su un progetto di teatro sociale, un progetto che vedrà finalmente è arrivato a conclusione dopo 2 anni di lavori interni, di laboratori nelle varie associazioni, e che nel mese di maggio ha cominciato a esplicitare i lavori che sono stati fatti all'interno delle singole associazioni. Io qua proprio è la locandina il Festival della Solidarietà, di questo evento, appunto il Festival della questo Solidarietà evento che è iniziato, del 2019, che è iniziato con un bel percorso da Sciacca a Campobello delle Cave. A Sciacca, cioè si prende 5 territori della provincia, proprio perché è stato fatto, dico, in rete con le associazioni, ma associazioni di volontariato che si occupano di soggetti fragili sotto vari aspetti. Io leggo qua Associazione Amici dell'Anfas di Favara, Amici dell'Anfas di Favara, Agape che si Onlus occupa, di Sciacca. sì, sono soggetti diversamente abili, sono i soggetti malati di Alzheimer, sono i migranti, il volontariato vicenziano di Aragona, di anziani, quindi tutti i soggetti, sì, tutti i soggetti che hanno in comune questa fragilità degli utenti. Bene, parleremo allora delle iniziative, di quello che i nostri amici vedranno in queste 5 tappe. La prima, dicevamo, già iniziata il 5 maggio a Sciacca. Questi sono i nostri ospiti, insomma avete visto che veramente parleremo di cose importanti che per un verso o per l'altro ci coinvolgono direttamente. E vorrei ritornare allora ai confini. Agrigento, Aragona e Favara tra un po' di tempo ufficialmente vedranno modificati i loro confini. Naturalmente forse ci saranno un po' dei disagi iniziali, si dovrebbero fare dei decreti assessoriali, si deve modificare magari il piano regolatore, bisogna rifare le denominazioni, però insomma l'importante è che ormai i favaresi sono favaresi e non c'è più est o ovest. Antonio. Sì, no, la parte più importante era questa, perché finalmente rendiamo il tutto irreversibile. Nel senso che fino a molti anni fa c'era sempre stato il problema che la politica, la burocrazia si era sempre riunita, aveva sempre cercato di trovare un accordo, puntualmente poi per finiva il Consiglio Comunale, cioè finiva proprio materialmente sì, il tempo e si iniziava la Camera, andava avanti, e quindi ogni volta si doveva ripartire da zero, come del resto abbiamo fatto noi nel 2012, quando abbiamo chiuso poi l'accordo di commissione. Ricordo che facevo parte della commissione rettifica confini insieme a tanti altri miei colleghi, il presidente Antonio Fallea, dall'altra parte Peppe Di Rosa con la commissione di Agrigento. Ricordo che è stata una bella esperienza, perché ci siamo proprio posti questo come obiettivo: chiuderla in maniera veloce per evitare che poi non si andasse avanti, e ricordo che l'abbiamo chiusa in appena 6 mesi, 9 incontri, siamo riusciti con la buona volontà di tutti, perché c'è stata veramente da ambo le parti persone che volevano solo risolvere il problema. Abbiamo chiuso questo accordo. L'accordo su Aragona era già chiuso, era stato chiuso addirittura nel periodo della giunta Airò e poi concluso con Russello, quindi oggi poi ci ritroviamo nel 2012, abbiamo chiuso questa vicenda. Ma che cosa succederà adesso? Irreversibile dico perché adesso nessun comune potrà più tornare indietro o ripensare un eventuale accordo, perché c'è stato proprio adesso il popolo ha deciso, ha sancito che l'accordo c'è. Cosa succede adesso? Adesso succede che bisogna stare attenti a seguire l'iter,
perché non bisogna consolarsi sul fatto che il risultato è stato acquisito, anche se è un risultato importante. Ora mi sono sentito giusto stamattina e poco fa con Nello Amel per quanto riguarda Agrigento, con la sindaca di Favara Anna Alba, perché avevo notato che ancora non era stata spedita la documentazione alla regione. L'iter è questo: i comuni devono comunicare il risultato ufficiale del referendum, la regione a quel punto convoca i 3 sindaci con i 3 segretari comunali e apre un tavolo. Quel tavolo dovrà predisporre una relazione che sarà parte integrante del decreto legge che verrà presentato in aula, che ricordiamo che verrà presentato un decreto legge che tra le altre cose è già stato presentato dal Movimento 5 Stelle con il deputato locale Giovanni Di Caro, che si è impegnato su questa vicenda. È stato presentato per e fermo perché manca proprio la parte integrante, la parte essenziale, che è la relazione. Alla votazione del decreto, nel momento in cui ci sarà finalmente la firma e la pubblicazione, i comuni hanno 6 mesi di tempo. 6 mesi di tempo per poter predisporre tutto quello che dicevamo poco fa. Il disbrigo della burocrazia. Il cambio dei dati catastali, il cambio di proprietà, i conteggi eventualmente se ci sono parti da cambi economici da poter fare fra i vari comuni. La fase che dicevi poco fa, quella della denominazione, il resto viene dopo, perché poi ogni comune si regolerà all'interno del proprio territorio come gli pare. Però quello che è il lavoro che faranno comune, che bisogna passare il pacchetto clienti, insomma, da un comune all'altro, l'iscrizione di nuovo all'anagrafe, l'anagrafe tributaria. Ma tra l'altro a Favara soprattutto viviamo il doppio disagio, perché ricordiamo che i cittadini favaresi, anche se risiedevano in territorio di Agrigento, fino al 2011 erano comunque cittadini di Favara. Quindi poi nel 2013 sono stati avvisati di essere stati trasferiti. Quando c'è stato il censimento nazionale, d'ufficio praticamente. Hanno fatto tutti i documenti, quindi ci ritroviamo con cittadini che hanno già rifatto tutte le carte d'identità, le denominazioni nuove delle vie. Ma anche il medico, credo, dottore Catania, la scelta del medico, dell'asilo nido. È stato penalizzata molto Agrigento sulla scelta del medico. Perché vi vengono a mancare perché giustamente gli assistiti li assiste il medico di Favara, però come numero viene calcolato, perché noi abbiamo un rapporto ottimale tra il medico e l'abitante, per cui a noi ci calcolano X abitanti in più che sono di Favara, ma vengono assistiti dal medico di Favara, per cui dal punto di vista del rapporto ottimale, il rapporto ottimale penalizza notevolmente la città di Agrigento. Vabbè, magari Agrigento avrà guadagnato qualcos'altro. No, Agrigento non ha guadagnato, ci ha dato servizi, molti servizi. Perché questo piano mi sono occupato io allora, all'urbanistica e ho sacrificato. Non è neanche questione di campanilismo. Qua era una vicenda, se mi permette, era una vicenda che andava chiusa a prescindere, perché tutti ci perdevano. Da chi guadagna con l'IMU oppure con la Tares o con altre cose. Sulla questione prettamente medica ci poteva essere un problema su Agrigento che negli ultimi giorni si stava andando a risolvere, proprio perché molti medici, chiudendo l'attività, hanno avuto, i cittadini Favara cominciano ad avere dei problemi in questo senso. C'era però una questione anche di compensazione dei servizi. Favara, io mi ricordo che ad esempio dava fino a dicembre 2018 il servizio di raccolta spazzatura, mentre veniva pagata da Agrigento. Io parlo del 90 sì, ma anche adesso queste cose sono, noi abbiamo sempre fornito l'illuminazione pubblica, noi abbiamo fornito sempre il servizio idrico, voglio dire. Però la cosa che io in questi giorni mi trovavo anche a discutere, cioè a prescindere che non si poteva fare, Salvatore, un manuale a cencelli, no? Io perdo totti di IMU, tu guadagni totti di Tares, cioè bisognava porre fine a un disagio sociale. Ma anche perché siamo nello stesso ambito, quindi le tariffe dovrebbero essere uguali in teoria. In teoria, certo. Sì, no. Lo scopo principale delle commissioni e poi della politica dopo è stato proprio quello di togliere intanto il disagio sociale, ma ricordo non solo per i cittadini della cosiddetta Favara Ovest, ma anche per i cittadini di Aragona 4 Strade, che si ritrovano ad avere gli stessi problemi identici. Però quello che piace a me far veicolare, perché in questi giorni purtroppo non è veicolato bene, che alla fine è un accordo che è convenuto a tutti e 3 i comuni, ci abbiamo guadagnati tutti, non solo per una riorganizzazione del territorio e dei cittadini che ritornano a essere cittadini della città dove si sentono essere nati, hanno la propria storia e le proprie radici, che è una cosa importantissima, ma anche dal punto di vista pratico. Porto sempre l'esempio, Favara acquista dei territori che sono
contigui al proprio tessuto urbano, quindi potrà incominciare veramente a programmare degli investimenti, degli interventi, poter governare il proprio territorio. Stessa cosa farà Aragona. Ma la convenienza per Agrigento, che perde questi terreni, è quella di poter finalmente avere un ingresso in zona industriale, perché era un paradosso: la città di Agrigento non aveva ingresso nella zona industriale di Agrigento, quindi quella parte di territorio che viene ceduta ad Agrigento permetterà ad Agrigento di avere finalmente la parte della zona industriale. E ripeto, è un accordo che conviene a tutti, perché alla fine, alla tirata delle somme, è qualcosa che ha tutelato tutti. Aragona cede una parte della propria zona industriale, che per la maggior parte, diciamo, ricordiamo che è in territorio di Aragona, in cambio del quartiere Quattro Strade. Favara gira questa parte di zona industriale ricevuta da Aragona ad Agrigento in cambio di Favara Ovest, più un altro piccolo pezzo di zona industriale. Tutte vengono titolate. Aragona continua ad avere una zona industriale ampia, Agrigento avrà finalmente in zona industriale. la zona industriale, Favara continua ad avere la gran parte della propria zona industriale, quindi tutti e tre i comuni su questo punto di vista economico vengono tutelati. E poi andiamo a tutelare quello che sono le regioni proprio dei disagi. Ricordiamo che negli ultimi anni il caso è scoppiato in modo emblematico, sì, doppia bollettazione, cose assurde. Noi ci ritroviamo a Favara degli immobili. Io ho trattato, scusa, anche dal punto di vista giornalistico, di una persona che era esentata come prima casa a Favara e pagava seconda casa ad Agrigento, ma l'immobile era la stessa. Ma l'immobile era lo stesso. No, dico, io ho portato case messe proprio ma io ho portato sempre l'esempio emblematico. C'è una che l'urbanizzazione fece un auto con i soldi nostri. Sicuramente. C'è una palazzina, ne diamo atto. C'è una palazzina a Favara. E chiudiamo, Antonio. Sì. Catania, sì. C'è una palazzina a Favara che è praticamente di 2 piani con 4 appartamenti, dove abbiamo una situazione paradossale: il primo piano si ritrova ad Agrigento, accanto Favara, sopra Favara, accanto Agrigento, cioè siamo riusciti a risolvere anche sulla zona industriale. Noi abbiamo l'istituto Enrico Fermi che ricade sul territorio d'Aragona e ha la palestra ad Agrigento. Bene, questa era sicuramente una casa che si trova in zona A, un'altra in zona B. Cioè la stessa casa si trova. Bene, abbiamo di risolverli finalmente questi disastri. Perfetto, abbiamo capito insomma che il problema doveva essere risolto, finalmente lo è stato. Ritorniamo a Salvatore Pezzino. Dicevamo la Sicilia non può più aspettare. Come ti sei articolato in questo concetto, insomma, allora, che oltre a essere attuale è anche importante, no? Sì, no, intanto perché siccome a me non piace essere autocelebrativo, voglio fare riferimento proprio agli ospiti di questa trasmissione, che mi incoraggiano molto rispetto al messaggio che voglio trasmettere con questo piccolo saggio, perché qua c'è uno spaccato interessante del mondo del volontariato, dell'impegno sociale, un operatore culturale. Succede spesso molto, a Target, molto devo attivo. dire. No, succede, però voglio dire, è il contesto naturale per affrontare questi temi. Io qui cosa ho fatto? Ho raccolto alcuni appunti della mia attività lavorativa e anche degli aspetti relativi alla comunicazione istituzionale e li ho messi di fronte ad alcuni documenti della dottrina sociale della Chiesa, in particolare documenti dei vescovi siciliani, essendomi occupato per anni di pastorale sociale a livello diocesano. E ti devo dire che ho trovato dei riscontri interessantissimi, perché è da tempo che i vescovi siciliani lanciano degli appelli, dei messaggi, fanno dei richiami anche molto forti. Il primo documento di un certo spessore è stato in occasione dei 50 anni dell'autonomia siciliana. Allora il presidente della Gesi era Pappalardo, dal titolo "Finché non sorga come stella la sua giustizia", cioè analisi molto dettagliate e puntuali, indicazioni di spessore, e tutto questo condito naturalmente con le speranze, con parole di speranza che non possono che venire dalla Chiesa. Si tratta di andare a trovare oggi le coordinate di un piano di riscatto sociale rispetto alle quali non possiamo veramente perdere più tempo, come dicono i vescovi siciliani. Che cosa sta accadendo per ora in Italia? Che si cominciano a intravedere dei timidi segnali di ripresa,
effettivamente al nord e al centro questo già si registra. Purtroppo in Sicilia continuiamo a essere in piena recessione, cioè tutto questo non riesce a essere agganciato. E allora, ecco, dov'è il messaggio? L'Italia ha 2 o 3 velocità, insomma, è Sì, un... il messaggio di speranza è proprio lì, cioè c'è un invito a ognuno di fare la propria parte e responsabilmente dare un contributo per la crescita di questa Sicilia. Sullo sfondo di questa riflessione ci sono 2 scenari paralleli. Uno che vede nei prossimi anni la Sicilia come terra delle opportunità per la sua posizione geografica e per quelle che sono le sue potenzialità, una terra che può diventare sempre più attrattiva nei confronti dell'esterno, una terra dove finalmente i giovani possono nutrire la speranza di rimanere a lavorare qui e non dover emigrare. Dall'altra parte c'è uno scenario diverso ed è quello di una terra ripiegata su se stessa, di una regione che non riesce a trovare le coordinate del suo sviluppo, che non riesce a mettere in piedi una strategia di crescita, una terra dove i giovani continuano ad andare via e a impoverire la nostra regione, una terra dove la classe dirigente non ha ancora capito che occorre una svolta culturale prima che una svolta che possa contare su delle risorse economiche. La svolta la dovrebbe dare però chi ha lo sterzo in mano, Salvatore. Ovviamente, infatti, cioè, infatti io faccio un riferimento esplicito, cito anche perché essendo di Agrigento e non volendo entrare a piedi uniti in questioni che potevano rappresentare delle implicazioni di natura politico-sociale, cito esempio Palermo. Quello che ha fatto Palermo, che ha saputo fare, grazie per esempio all'anno scorso, è stata capitale della cultura. Cioè Palermo è completamente trasformata. Io, diciamo, per motivi di lavoro mi capita durante la giornata di stare più a Palermo che ad Agrigento e ti devo dire che ecco, la città... Questo cambiamento l'hai notato? Adesso intanto c'è una vivacità, dico, lasciamo perdere l'aspetto quello turistico, folcloristico, quando ci sono la giornata che attraccano le navi di crociera, che tu vedi scendere 3.000 persone che invadono il centro storico, è una cosa veramente spettacolare. Ma poi il centro storico è stato rivitalizzato, sono state riprese le città, certo, ci sono anche aspetti critici come in tutte le città, come sono quello della pulizia, della spazzatura, che ancora costituiscono un'emergenza, però allora lì l'operazione, perché dico culturale, lì l'amministrazione comunale è stata capace attraverso continui messaggi. Tu pensa che all'inizio, quando hanno pedonalizzato alcune parti del centro storico, c'è stata la reazione negativa dei commercianti. Sì, via Macheda, oggi insomma. sono i commercianti che vanno dal sindaco a dire di pedonalizzare altre vie oltre quelle già pedonalizzate. Quindi ecco, lì c'è una crescita culturale non indifferente. Allora bisogna ovviamente puntare su questo, perché altrimenti siamo condannati veramente a contare solamente i giovani che andiamo perdendo, peraltro tu ti rendi conto che un giovane, dopo che le famiglie hanno investito per come diceva prima anche il dottore Catania, per farlo studiare e se ne vanno, poi noi li abbiamo portati fino a quel punto, se ne vanno altrove e vanno a pagare anche le tasse altrove, le tasse fuori, perché poi hanno la fortuna naturalmente di lavorare in altri posti dove... Allora noi speriamo che veramente questa terra possa diventare una terra delle opportunità, perché le condizioni ci sono tutte, però ci vuole uno sforzo corale. Ecco, questo perché dico, mi sento bene a mio agio in questo contesto, perché qua c'è un capitale sociale da valorizzare, perché le risorse vere non sono soltanto quelle materiali, economiche, ci sono risorse immateriali che la nostra terra produce in grande quantità. E la nostra forza deve essere questa. Non siamo capaci di valorizzare perché le esportiamo e poi vengono valorizzate altrove, dove rappresentano dei punti di eccellenza. Magari poi il prossimo intervento, Salvatore, mi dirai se avete individuato qualche strada particolare
poter percorrere. Ritorno con Enzo Abate, quel meraviglioso organismo che è la Filarmonica. Già era partita forte, Enzo, con Demetra, insomma, con i ragazzi, Cusumano e gli altri, poi si è ufficializzata, radicalizzata e diventata eccezionale con Fondazione Pirandello. Sì, praticamente già esisteva l'orchestra Demetra e tutta l'Accademia Free Melody. Poi fortunatamente nel mese di fine ottobre sono riuscito a coordinare questa opportunità di farla entrare in seno al Teatro Pirandello, e quindi abbiamo avuto questa grande, penso che sia una grande opportunità per Agrigento, perché riuscire ad avere un'orchestra filarmonica e un coro polifonico di 40 elementi dall'oggi al domani, proprio dall'oggi al domani, in seno al Teatro Pirandello, non è una cosa che capita tutti i giorni. Se tu dovessi raccontare in una breve notizia giornalistica quello che è successo nel concerto di primavera, quale parole usi? Ma io potrei dire semplicemente spettacolare e basta, ecco, perché già questo termine spiega tutto, perché vedere un teatro stracolmo, un continui applausi, la bellezza della musica, la bellezza dell'espressività anche dei bambini, perché abbiamo avuto il coro di Voci Bianche che si è esibito insieme all'orchestra e ai grandi. La scaletta come si è articolata? La scaletta si è articolata con un primo tempo con dei brani classici, quindi abbiamo iniziato con l'Incompleto di Schubert, poi c'è stato Mozart, poi Verdi con il Va Pensiero, per arrivare poi a dei brani un pochettino più leggeri e concludere, ci sono state le colonne sonore, e concludere con i Queen. Quindi si è passato dal classico al pop rock. Tra l'altro quella di 2018 e inizio 2019 c'è stato questo grande esploit del film sui Queen, quindi chiaramente doveva essere anche come un omaggio. Un'orchestra e un coro a cantare la canzone dei Queen, insomma. E non è facile, perché c'è un arrangiamento con si sono trovati a loro agio? Sì, con delle partiture anche particolari, perché fare una partitura di un brano come Somebody to Love, oppure Bohemian Rhapsody per il violoncello per esempio, oppure per il contrabbasso, insomma, è una qualche cosa di Ma è stata riscritta allora? Certo, ma Antonio Cusumano l'ha riscritta secondo i vari strumenti, ovviamente, e poi arrangiare tutto il coro. Quindi chiaramente c'è anche so che tu ci hai portato dei contributi filmati, anche noi sì, eravamo lì in teatro, insomma, a documentare questa importante iniziativa. Sì, abbiamo scelto 2 brani. Il primo? Il primo credo che sia Somebody to Love, se non ricordo male. Proprio l'omaggio ai Queen, proprio, allora. Sì, è chiaramente un omaggio anche a Deborah Randazzo, che l'ha cantato divinamente bene. Quindi non so se se Piero è pronto può mandarci allora questo brano dell'Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Pirandello nel loro concerto di primavera, e l'omaggio ai Queen con Somebody to Love. Yeah.
Possiamo fare un applauso, veramente. Cosa dire? Credo che Freddie Mercury e Queen possono ritenersi soddisfatti di questa esibizione. Sicuramente. E proprio mentre ascoltavamo parlavamo anche della difficoltà, lo aveva evidenziato Enzo Abate, nella ripartitura per i vari strumenti, cioè non è che c'è batteria, pianoforte, chitarra e basso, c'è oboe, c'è clarini, clarinetti, violini, violoncelli. Sono 52 strumenti, quindi chiaramente ognuno deve avere la sua partitura. E non è per piaggeria, Enzo, oppure per partito preso, considerato che insomma molti sono di Favara, devo dire che questa grande orchestra e questo coro non ha niente da invidiare magari ad altre che forse solo per il momento hanno il nome un pochettino più blasonato. Ma guarda, io credo che sicuramente i due concerti, sia quello di Capodanno che quello di Giorno 5, hanno evidenziato il talento che noi abbiamo qua nel nostro territorio. Mi volevo riallacciare con giusto qualche battuta con quello che diceva Totò Pezzino poco fa. In effetti noi abbiamo un grande vivaio, abbiamo delle grandissime opportunità e abbiamo anche la voglia di crescere. Tu pensa che per questo progetto di legare la filarmonica al Teatro Pirandello, noi, l'ho detto l'altra sera poi alla fine del concerto, noi siamo arrivati in teatro quando già i giochi erano fatti, nel senso che già c'era un cartellone preparato, c'era una situazione economica già ben definita, quindi non è che c'erano grandi margini per poter fare uno spettacolo o due concerti del genere. Fra l'altro, parliamoci chiaro, un concerto così costa perché ci sono 52 musicisti, professionisti, c'è il coro, il service, le pedane, c'è tutta una macchina organizzativa, che ha un costo. Ebbene, allora, per il piacere di portare avanti un progetto validissimo, che è un progetto anche di crescita per la città, perché la città cresce musicalmente dove? Nella casa della cultura, che è il teatro. La cultura agrigentina viene svolta a gran parte nel teatro e quindi quello è un luogo dove si può progettare una crescita culturale anche, quindi nel caso specifico musicale, per la nostra città. Ebbene, sia per il concerto di Capodanno che per il concerto di Giorno 5 i musicisti sono venuti hanno suonato esclusivamente con un esiguo rimborso spese, e questa è una cosa bellissima perché ti fa capire il valore, l'impegno e il credo in questo grande progetto. Quindi è importante. Ecco che allora questo accade quando c'è la voglia di far crescere un territorio, quindi quando c'è la voglia di far emergere quello che abbiamo, quello che di bello c'è nella nostra terra, nella nostra città, quando poi magari insomma, si è costretti ad andare via perché ci sono altre esigenze. Quindi, per esempio, a proposito, sembra una cosa bellissima che è successa nel concerto di Giorno 5, tra il primo e il secondo tempo io sono andato a salutare degli amici entusiasti tutti, bellissimi, e hanno proposto una sottoscrizione. Ma perché non facciamo una sottoscrizione del 5 per 1000 proprio per valorizzare ancora di più questa orchestra? Perché poi le risorse economiche del teatro e quindi conseguentemente anche dell'orchestra non è che siano chissà che cosa, sono molto limitate e limitano quindi conseguentemente l'attività dell'orchestra. E a proposito di attività, poi mi devi riservare, se c'è qualche anteprima della stagione estiva, me lo dice dopo, va bene? Se non c'è te la devi inventare, perché non può fermarsi qua l'orchestra, non può fermarsi qua la filarmonica. Lo so, ci vuole un teatro immenso per accogliere queste bravure veramente. Tra l'altro apro una parentesi e la chiudo subito, non hai idea quanti turisti sono venuti per fare il biglietto, ma già era tutto pieno. E quindi per esempio anche valorizzare sotto l'aspetto turistico, oppure programmare 3 serate, no? Venerdì, sabato, domenica, questa è una cosa, certo, si potrebbe anche fare, ma quello che è importante, per esempio, è movimentare le prove e far sì che i turisti che vengono nel centro storico, vengono in piazza Municipio, vedono il teatro, entrano e possono assistere alle prove. È una sorta di promozione anche quella. Certo. Non solo turistica ma anche del territorio e delle risorse che abbiamo. Bene, ci spostiamo all'AIR, che non per precedenza ma per data, nel senso che giorno 12 si avvicina. Diceva il dottore Di Betta, l'Azalea della ricerca, che è tanto bene, Agrigento, tante piazze in tutta Italia. Dove troveremo noi l'Azalea, dottore Di Betta? In Italia ci sono 3.700 piazze. Ad Agrigento le piazze presso le quali le persone che vorranno aiutare questo
straordinario progetto di sostegno alla ricerca scientifica. Le piazze sono Piazza Cavour, la piazzetta che è prospiciente alla Basilica di San Calogero, poi a San Leone metteremo i nostri tavoli anche sul lungomare Falcone e Borsellino, di fronte il molo. Ancora saremo davanti il sacrato della chiesa di San Gregorio Agrigentino, a Viale Cannatello, e infine alla chiesa di Santa Rosa da Viterbo all'inizio del villaggio Mosè. L'AIRCHIE può interestarsi delle ricerche specifiche? Cioè nel senso che questa associazione è riuscita o debellare o comunque ad arrivare a un punto tale, nel senso che poi c'è la soddisfazione di chi contribuisce e chi è volontario, dottore De Bettoli? Certamente. Intanto in questi 54 anni l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha raccolto con le sue varie iniziative qualcosa come 1.400.000 euro. È una cifra enorme, straordinaria, che sono destinati esclusivamente alla ricerca scientifica. Per ogni euro raccolto, questo sottolinea anche la trasparenza e anche come dire, la credibilità dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il buon fine per ogni euro raccolto certo, vengono destinati a sostenere gli scienziati 89 centesimi, quasi tutto. 2 centesimi sono destinati a pagare l'IVA. Non dovrebbe esserci, non dovrebbe esserci. L'IVA sul... Pochino, ma... E infine altri 8-9 centesimi destinati a spese non sopprimibili. Chiamiamole vive, insomma, ecco, spese, non sopprimibili. Il trasporto, le azzalee, tutto quello insomma che i volantini, le locandine. Quello che fa la differenza sono proprio i volontari che fanno le loro campagne a sostegno in maniera proprio con attività di volontariato. E questo mi vorrei un attimo allacciare a quello che ha detto prima il mio amico Salvatore Pezzino, che invocando questo riscatto della nostra Sicilia, che io ritengo possibile, parlava di responsabilità e di partecipazione individuale insieme. Queste sono apparentemente delle parole apparentemente soltanto parole, ma in realtà nascondono veramente la ricetta vincente, insieme a questo mutamento culturale. Tornando all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, il nostro slogan è proprio... Fermo così che sì. Lo vediamo meglio, ecco, prego. Uno degli slogan è: contro il cancro io ci sono, unisciti alla squadra. Questo per sottolineare che insieme si può fare molto e molto di più. Bisogna dire che il cancro è una malattia complessa, una malattia temibile. Non ci sono... Qualche decennio fa nemmeno si pronunciava il nome, si diceva chiaro, giumale, sì, una brutta malattia. Adesso invece, poiché la battaglia è quella di rendere il cancro sempre più curabile, questa parola deve essere detta e deve essere anche esorcizzata. Parlarne significa cultura, significa fiducia, significa voglia di mettersi in gioco. Il cancro, diciamo, è una malattia complessa ed è anche, non esistono due forme uguali di cancro anche nello stesso organo o nello stesso apparato. Ed è una malattia infida, subdola, ingannevole, perché è astuta, pone delle strategie veramente molto efficaci nel neutralizzare le molte armi di cui ci serviamo per sconfiggere il cancro. Ci sono dei dati che sono sconfortanti da questo punto di vista, ma poi viene l'aspetto di speranza, lo dico subito. In Italia ci sono ogni anno 350.000 nuovi casi di tumore, cioè 1.000 casi di tumore al giorno.
quindi è una malattia veramente molto... non c'è famiglia che non è stata dolorosamente colpita da questo problema. Tuttavia ci sono dei successi veramente chiarissimi che danno grande speranza e grande fiducia, perché oggi ci sono percentuali di guarigione che nel 1965, quando fu fondata l'IRC, erano assolutamente improponibili. Malattie come la leucemia, che colpisce soprattutto bambini, adolescenti e persone giovani, oppure come il cancro al seno, oppure come il cancro del colon, falcidiavano, non perdonavano. C'era un alto indice di mortalità. Sì, oggi diciamo che per molte di queste malattie, cominciamo a dire per esempio le malattie dei tumori del sangue, le leucemie, i mielomi e via discorrendo, hanno una percentuale di guarigione. Guarigione significa fine di malattia, scomparsa della malattia, che supera l'85% e si avvicina al 90%. E la ricerca non si ferma, perché quasi come una metafora evangelica, il buon pastore lascia le 99 pecore, ma va alla ricerca dell'unica che è fuggita. Quindi c'è un grandissimo impegno. Dottore, abbiamo un po' colpa noi se il cancro... Sì, perché ecco, parlavamo prima di partecipazione individuale. I ricercatori fanno il loro mestiere, lo fanno bene, e voglio dire che la ricerca oncologica italiana è all'avanguardia nel mondo. No, io mi riferivo anche a un'altra cosa, non so se sì, abbiamo lo stesso intento, cioè che senso ha che lo Stato spende 1 miliardo per combattere il cancro e poi ne spende un altro miliardo per immettere nell'atmosfera sostanze cancerogene? Aspetta. Questo è il paradosso. Il fumo, per esempio, insomma, esiste un monopolio di Stato per i tabacchi e il fumo è veramente... l'uso dei pesticidi, dei diserbanti in agricoltura, l'innalzamento... Però lei parlava, c'è una partecipazione individuale, gli scienziati fanno il loro lavoro, ma ognuno di noi, attraverso determinati stili di vita corretti comportamenti personali, e comportamenti, diciamo, salutivi, può incidere favorevolmente per se stesso, non tanto, c'è una cosa che puoi fare da te. E allora, stili di vita, buone abitudini, corrette abitudini, no al fumo, no all'alcol, che incide sull'incidenza del cancro, a parte, diciamo, il problema delle dipendenze da alcol. Quindi no al fumo, no all'alcol, no al sovrappeso e all'obesità, anzi sollecitare, incoraggiare le attività muscolari, anche senza lo sport, l'attività fisica, che da un lato serve a riattivare la circolazione, a farci sentire, a rendere i muscoli più tonici, a farci sentire meglio, ma dall'altro lato l'attività fisica serve anche a macinare, a metabolizzare gli eccessi alimentari che, ahimè, possono capitare, impatto di zuccheri, grassi. Questo va molto bene. E peraltro è anche una buona ricetta per quanto riguarda il proprio benessere psicomentale. Per quanto riguarda, quindi questo è qualcosa che ognuno di noi può fare, personale, e voglio dire anche un dato incontrovertibile. Buoni stili di vita, corretti stili di vita, sono quelli che ho appena elencato, individuali, in cui ognuno fa qualcosa per se stesso. Buoni stili di vita possono abbattere il rischio che si instauri una neoplasia del 30-40%. Da domani scarpette e via. Ma come no? Non bisogna, sport a mai finire, però anche una passeggiata di 1 chilometro al giorno è estremamente importante. E ci aiuta. Allora, dottore Catania, io l'avevo lasciato dicendo che il troncato, sì, questo è il mio mestiere, proprio di interrompere sul più bello. Quali sono per il segretario regionale dei medici italiani 1 o 2 criticità proprio che devono essere affrontate e risolte subito? Innanzitutto direi è importante quello che si è discusso stasera,
cioè il problema dell'unità, penso, di innalzare le voci, perché bisogna lottare un sacco di legittimità che ci sono in Sicilia per fare progredire la Sicilia, perché abbiamo tante ricchezze naturali che li stiamo sciupando e permettiamo ad altri di occuparsi delle nostre cose. In Sicilia abbiamo ad esempio due famosi, un decreto che abbiamo in Italia, un decreto legislativo del 92, il 502, che già da 27 anni, cioè in Sicilia si dovevano attuare i cosiddetti piani di fabbisogno, dove le diverse branche, esempio, parlo del campo medico, c'è poi da discutere certo, dai campi, bisognava dare il via alle direttive per far sì che molti medici nelle branche specialistiche venissero a prendere le convenzioni. Di fatto di questi piani 27 anni di ritardo. Ho fatto una lotta io 2 anni fa per aprire la branca di odontoiatria. Finalmente sono riuscito a far aprire il piano, a fare un piano di fabbisogno. Tutto accettato, subito bisogna bloccarlo. Bisogna bloccare immediatamente i giovani che entrano al lavoro. Cioè non bisogna farli lavorare, questa è la verità. Poi c'è un altro decreto importante, un decreto siciliano, in questa volta quello è un decreto legislativo, che non hanno mai dato le direttive. Io ho denunciato questi fatti a livello di tribunale. Un altro fatto importante, ad esempio nel 2014 è nata in Sicilia, nasce la trasformazione cosiddetta societaria. Cioè in sostanza che significa? Che tra l'altro hanno scritto un dato decreto e l'hanno applicato in maniera illegittima, in quanto il decreto parlava di accreditamento. L'accreditamento è una fase primaria per avere poi il badge, la convenzione. Per cui l'accreditamento, chi aveva l'accreditamento, chi aveva la convenzione, con questo decreto hanno permesso che, siccome le convenzioni deve elargirle la regione, cioè noi parliamo, in questo caso quasi quasi abbiamo un virus l'HIV, esempio, che fa la trascrittasi inversa, cioè significa che invece che la regione deve dare la propria convenzione, direttamente il professionista diventa titolare per sempre della convenzione e se la vende pure. E la vende, quindi o la regala a chi vuole lui, oppure si mette sotto dei medici, sottopagandolo, eccetera, con grandi introiti di soldi, e i ragazzi per entrare a 32.000 euro di convenzione hanno grande sofferenza. Sta un po' smitizzando lei il nostro immaginario collettivo del medico sono uno che mi piace lottare, molte volte lotto da solo e continuo a lottare, anche se nessuno mi segue, perché molte volte il siciliano purtroppo soffre, patisce in silenzio e non grida mai, perché questa sicuramente ci porterà alla poppitosi, noi chiamiamo, alla morte programmata. Siamo forse nella morte programmata, ci porterà, perché il nostro linguaggio manca pure del futuro. Se vediamo il nostro linguaggio non si permette mai io vedrò, eccetera, o verrò, ho visto, io ho visto. Domani vengo, cioè non esiste manco il futuro, stiamo perdendo il nostro linguaggio, ci manca il futuro. E noi ci ribelliamo perché subiamo continuamente queste situazioni a livello regionale, siciliano, che è vergognoso. Bisogna ribellarsi a queste cose, non bisogna trascurare le situazioni importanti, perché ognuno nel suo settore. Io passato mi sono amministrato questa città urbanistica, mi ricordo i tempi che sono stati, dove io sono stato molto attivo e per la mia attività ho pagato molte volte, poi sono stato sempre assolto a formula piena, togliendo tutte le prescrizioni, per dire bisogna essere attivi, fare, non bisogna subire. Stiamo subendo perché abbiamo paura noi siciliani, di contrastare chi ci governa, che tra l'altro sono convinti che la gestione pubblica, la cosa pubblica è personale. Questo sbaglia. Andiamo ancora diventa personale nello specifico. Diversi settori di aprire. Dottore Catania, dicevamo, i medici ci sono, mancano, ci sono i medici un ragazzo deve fare quei grandi sacrifici con la famiglia la per famiglia, tra l'altro, in medicina, o è meglio... Io ho sentito un'intervista molti anni fa di un collega che era medico ospedaliero, la moglie poi medico, avevano un figlio, tutto andava bene. Il secondo figlio in crisi. Perché? Perché siamo assaltati dalle tasse, perché noi paghiamo molte volte i guadagni, sì, ma il 70% solo prende lo Stato. Ma poi la gravità ancora più pesante, che tu mantieni i figli,
che tu sei l'ammortizzatore sociale, mantieni i figli, dai i soldi ai figli perché si debbono lavorare, io ho i figli, comunichiamo, ho 6 figli, e quindi il mio stipendio viene diviso in 8, non in 1, per cui dico, anche se uno guadagna, ma i figli chi li mantiene? Che cosa dobbiamo portarla? Al reddito di cittadinanza? Non l'ho capito. Noi non vengono riconosciuti la famiglia, i sacrifici, assolutamente. Il figlio viene quasi che noi, chi lo cambia? Chi lo mantiene agli studi? Poi quando viene, perché poi per la categoria medica è terribile, che uno fa prima deve entrare in medicina, dopo che entra in medicina fai 6 anni. Io ho iniziato la mia attività a 24 anni, le porte aperte ovunque. Cioè entra in medicina appena deve entrare. Poi la specialistica, quindi anche la medicina generale diventa pure specialistica, appena tu diventi specialista non trovi più niente. Le mutue le persone hanno preso a 60 anni, quando devono andare già in pensione. E ci sono medici che non vogliono andare giustamente in pensione perché vogliono lavorare. Che la persona medica per me è una missione. Piace lavorare con gli altri, stare nel sociale. C'è molto da rimodulare allora, dottore C'è Cattaneo. molto da cambiare e pesantemente bisogna gridare, non stare muti, gridare apertamente e fortemente sulle legittimità che fanno, che sono gravi. E il mio ruolo sarà questo, a livello regionale, sarà anche a livello nazionale. Perché è pesante, non si può calpestare la gioventù e le persone che vogliono lavorare. Mi fa piacere questa sua forza, Io questo suo entusiasmo. Così. Bene, ritorniamo agli amici dell'Alzheimer, ma anche alle altre associazioni che hanno programmato questo importante evento. Dicevamo il giorno 5 c'è stato a Sciacca, il 14 sarà a Favara, il 16 ad Agrigento, il Festival della Solidarietà. Angela. Sì, ma fermiamoci un attimo, vorrei prima riallacciarmi a quel discorso che faceva il dottore Di Betta per quanto riguarda alcune malattie. L'Alzheimer, come il cancro, è una di quelle patologie pesantissime che chiaramente da gestire senza una cura ancora definitiva, almeno per l'Alzheimer non risolutiva, e quindi una malattia che ha bisogno pure di avere quel cambio culturale anche nell'approccio della malattia. Mi spiego meglio, noi come associazione operiamo sul territorio da 13 anni e la cosa principale che abbiamo cercato di anche diffondere è l'informazione e la conoscenza, proprio perché queste famiglie che vivono in perfetta solitudine la patologia, quindi con una pesantezza anche della gestione 24 ore su 24, eccetera, devono avere la capacità, coloro che sono ancora, che la vivono in maniera con questo retaggio culturale del nascondersi, della non conoscenza, perché questa è invece la cosa peggiore che possono fare per loro, per i malati e per i familiari. Quindi abbiamo cercato in questi anni di fare passare proprio questo messaggio culturale diverso. Conoscere significa anche avere maggiore attenzione a quelli che sono i campanelli d'allarme della malattia, poter fare una diagnosi precoce e soprattutto per l'Alzheimer una diagnosi precoce è l'unica arma che consente di allungare la vita del paziente, perché quando il danno cerebrale è già stato fatto, quindi le cellule sono danneggiate, è chiaro che poi non si può tornare indietro. Quindi la nostra collaborazione sempre anche con i medici di famiglia, ma anche con i semplici familiari che devono attenzionare sempre i soliti campanellini d'allarme. Permettetemi questa precisazione perché è sempre una cosa costante che noi vogliamo ricordare, cioè perché conoscere significa anche sapere fare un minimo in più di prevenzione, avere attenzione ai campanelli d'allarme e dare poi dignità anche al malato, a come vive questa persona. E da questa dignità anche del malato, del disabile, del migrante, della persona fragile, mi riallaccio al Festival della Solidarietà che noi abbiamo pensato di organizzare tutte insieme queste associazioni. Per quanto riguarda il nostro teatro sociale non è un teatro che va a mettere in scena un copione, nasce proprio da quello che tutte le persone che ha innanzitutto proprio lo scopo di includere
e quindi anche persone fragili, e assieme ai malati della nostra associazione hanno lavorato i ragazzi delle scuole, hanno lavorato e tanti altri soggetti. Noi abbiamo preparato in associazione i costumi, le scenografie, abbiamo coinvolto le famiglie, abbiamo coinvolto tanti altri tasselli della società per creare questo spettacolo che va a toccare le corde dell'anima, forse vorrei dire, perché ci fa capire come ci vuole anche molto poco per rendere invece, per far sentire importanti, per dare dignità a soggetti che sembravano di serie B, di categoria. Invece tutti siamo uguali, tutti abbiamo diritto ad avere la nostra rispettata, la nostra dignità. Il teatro, l'attività sociale, l'attività aiuta sociale, molto. la musica, tutte queste attività laboratoriali che noi costantemente, a prescindere da questo progetto facciamo, le cure palliative che noi portiamo avanti e facciamo fare in associazione, sono quelle che danno proprio il piacere di far venire questi malati, ma soprattutto quello che noi pensiamo di dare a loro lo riceviamo tantissimo. Questo è un aspetto comune per il volontariato, ma lo avvertiamo proprio perché chi pensa per esempio ai malati di Alzheimer pensa ad attività quasi pesanti, tristi, invece io mi accorgo che andare in associazione significa avere un momento di serenità, di gioia, cioè arriviamo magari stanchi, provati da un'intera giornata di lavoro, ma quando ce ne andiamo siamo così leggeri e felici e contenti perché basta un sorriso, basta una sensazione che il malato stesso ti dà, cioè vedere un malato che magari sembra in un mondo a sé e tu riesci con un'attività che gli fai fare a portarlo alla realtà, significa che veramente hai raggiunto l'obiettivo d'intento. Due parole anche per quello che succederà il giorno 16, Angela. Quello che riguarda il giorno 16, infatti proprio questo. Noi innanzitutto devo ringraziare perché abbiamo tanti partner, non vorrei nominarli perché rischierei sempre di dimenticare qualcuno, però devo fare un ringraziamento particolare all'Ente Parco che ci ha messo a disposizione la location del Tempio di Giunone. E proprio in merito a questa sensibilità dimostrata, perché quando sono andata lì a proporre, ma non avevo ancora neanche, come dire, il coraggio di chiedere qualcosa, è stata l'altra parte che mi ha detto: ma come possiamo esservi utili, che cosa possiamo mettervi a disposizione? E quindi già il fatto, che c'è la possibilità di fare questo spettacolo con queste persone, eccetera. Si esibirà pure una parte dell'attività preparata a Favara, oltre il nostro dell'associazione Alzheimer, quindi nel cuore della Valle dei Templi, ci dice che ci sono tutta una serie di cose che vengono messe in rilievo e valorizzate, l'inclusione, la valorizzazione dei beni comuni, cioè quindi la dignità, i diritti umani riconosciuti per tutti. Quindi ci sono in questo Festival della solidarietà veramente tanti valori che noi abbiamo cercato di riunire. Devo dire infatti che questo progetto che noi abbiamo fatto, non dico per caso, ma perché avevamo già un'esperienza di lavoro in rete con queste associazioni, si è classificato il 6° in Italia, e se Fondazione con il Sud è riuscita a dare, come dire, valore a questa nostra iniziativa, a questo pensiero, che dico per quel poco che ho visto già a Sciacca è veramente stato importante. Anche a Sciacca c'era un teatro pieno, stracolmo, era stato fatto al convento San Francesco e c'erano più di 400 persone in piedi, quindi questo significa che veramente c'è anche da parte degli altri la capacità e la voglia di valorizzare tutto quello che noi abbiamo voluto immettere allora, in questa il 14 lo festa. Anticipiamo a Favara e poi leggo il 25 ad Aragona e il 31 a Campobello di Licata. Siamo oltre i tempi consentiti, Piero mi scuserà, ma abbiamo trattato veramente degli argomenti importanti. Prima di salutare, anzi di farci salutare dai nostri ospiti, perché siete voi che ci dovete salutare, ma dovete farlo in maniera un po' diversa, non il semplice grazie, arrivederci, perché è troppo restrittivo, insomma, lo dovete fare con una frase, con una citazione, con un pensiero, insomma, con un qualcosa che naturalmente rispecchia anche il motivo per il quale voi siete qua. Abbiamo giusto il tempo di vedere il secondo brano preparato per quanto riguarda il concerto di primavera. Enzo, di cosa si tratta? È un brano molto bello cantato dai ragazzi del coro di Voci Bianche, che è il brano Adiemus,
che molti lo conoscono perché è il momento in cui nel programma Ciao Darwin scende Madre Natura, quindi, ecco. ed è molto bello perché fra l'altro cantato dai bambini dal vivo. E poi il tuo saluto deve essere l'appuntamento estivo, Enzo, non l'ho dimenticato. Va bene, io, va bene, va bene. Andiamo con il filmato allora. Bravi veramente. E siamo arrivati alla chiusura di questa bella puntata di Target, spero che siete stati con noi per tutto il tempo. Grazie della presenza e della partecipazione a Enzo Abate, direttore organizzativo della Filarmonica e coro polifonico della Fondazione Teatro Pirandello. Cosa vuoi sapere? Che succederà da qui in estate? Ma guarda, abbiamo presentato delle istanze, alcuni enti, aspettiamo delle risposte e aspetto anche che escano i bandi da parte della Regione per poter fare, per presentare delle richieste di spettacolo. Quindi ancora, diciamo, c'è un punto interrogativo perché ancora è tutto fermo. Bene. Quindi, questa è la parte organizzativa. Il saluto sì. Allora. Il saluto, buona musica a tutti e che la presenza dell'orchestra filarmonica e del coro si possa diffondere nei nostri cittadini quanto più possibile, perché ancora molti non sanno dell'esistenza di questa realtà. Quindi dobbiamo creare un effetto virale affinché tutta la città sappia che esiste questa bellissima novità. Grazie ad Antonio Palummo del Comitato Referendum Confini Favara Agrigento Aragona. Grazie a voi per l'opportunità di aver parlato di questo problema, spero sinceramente di rivederci quando sarà definitivamente risolto, quindi spero nel più breve tempo possibile. Saremo da
controllo da Pungolo alle amministrazioni finché concludono questa vicenda, e saluto con una considerazione che tutti gli interventi fatti stasera vanno poi a rispecchiare anche quello che è stato il lavoro fatto in questi anni in questa vicenda. Io che oltre ad essere far parte del comitato sono segretario provinciale di un partito politico di Fondazione Comunista, non ho avuto problemi per il bene comune a poter interloquire e lavorare fianco a fianco con i 5 Stelle e altre formazioni da Pungolo, e spinti soprattutto dai cittadini per risolvere questo che era un problema atavico. Deve essere solo un saluto, grazie a Salvatore Pezzino, giornalista, e al suo lavoro La Sicilia non può più aspettare. Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare di questo saggio, che io più che saggio definisco un assaggio, perché mi consente appunto di entrare nel merito di alcune tematiche come quelle che sono state richiamate questa sera. Mi è sembrato quasi che questo saggio l'abbia scritto assieme a tutti i tuoi ospiti, perché ho ritrovato nei loro interventi concetti e parole d'ordine che sono contenute nel saggio. Il mio auspicio è che, ecco, la politica possa ritrovare una funzione pedagogica e possa aiutare gli sforzi di tanti cittadini che hanno la voglia di partecipare e di dare il loro contributo per il riscatto di questa isola. Grazie a Angela Parisi, presidente dell'Associazione Alzheimer di Agrigento, e al Festival della Solidarietà che da Sciacca arriva fino a Campobello Delicata. Allora, innanzitutto lo slogan che ci contraddistingue, non dimenticare chi dimentica. Un invito a tutti a venirci a vedere lo spettacolo il 16 maggio alle ore 9:30 al Tempio di Giunone. Lo spettacolo, l'ingresso è gratuito, quindi basterà solo accreditarsi all'ingresso, e venite a gustare, a farvi accarezzare il cuore da quello che riuscirà a darvi lo spettacolo. Io me lo auguro, è successo già a Sciacca, mi auguro che succederà anche per il nostro e per tutti quelli che arriveranno fino al 31 maggio. Inoltre aspetto le famiglie e dei familiari in associazione. Ricordo che la nostra sede è in via Dante 63 e vi invito, un ulteriore invito, a donare il vostro 5 per 1000 a sostegno di un'associazione che opera nel territorio per i malati della nostra città e della nostra provincia. Grazie a Giuseppe Di Betta, volontario, nonché direttore scientifico dell'AIRC, sezione di Agrigento. Cosa possiamo fare contro il cancro? La ricerca scientifica attraverso gli studi di biologia molecolare per avere una conoscenza sempre più precisa dei meccanismi che portano alla formazione di un cancro, poi i comportamenti individuali, abbiamo detto prima, e poi soprattutto l'attività di prevenzione primaria. La prevenzione primaria nei confronti del cancro del polmone è no al fumo, per esempio, e prevenzione secondaria nel senso di cercare di fare una diagnosi precoce. Allora qui mi permetta di introdurre il concetto di screening. Il saluto dottore, siamo arrivati alla fine. Va bene, il concetto di screening, perché da quest'anno è nata una collaborazione di recente con l'ASP di Agrigento per promuovere, per affiancarci a loro nella promozione degli screening cancro della mammella, cancro del colon retto. Controlliamoci allora, va bene? Sì. E infine lo slogan al quale lei mi sollecita: contro il cancro io ci sono, unisciti alla squadra. Aspettiamo tutti, vi aspettiamo nelle piazze di Agrigento, ma anche nelle piazze degli altri comuni dell'Agrigentino. Va bene, grazie della presenza e della partecipazione. Giuseppe Catania, segretario regionale del Sindacato Medici Italiano. Vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, anche se per dire, va bene. Io ricordo di essere un medico e come tale conosco la variabilità del genere umano come tutti i medici, per cui dico la scienza è una conoscenza, ma il medico è un artista e deve cercare di vedere tutte le sfumature, anche nel sociale, dei cittadini, eccetera, eccetera. Grazie della vostra presenza e partecipazione, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Grazie.